C'erano nel 1500 circa 100 pozzi pubblici. Tutti avevano il leone di San Marco, tutti, grande o piccolo, passante, in moica. Come mai che non si vede più sui pozzi, ne resta un al Lazzaretto Nuovo e un a Santa Maria del Pianto, come mai che non si vede più i leoni sui pozzi di Venezia? Dice una roba, fioi. Non tutti i francesi sono ladri, ma Bonaparte sì, li ha fatti scalpellare via tutti quanti e quindi noi non li vediamo più. Guardate quanto è bello questo di Caerizzo, la casa del Goldoni, siamo alla fine del 1400. Vi do i dati, siamo sempre nel 1500, c'erano i pozzi pubblici che abbiamo visto prima e 2700 pozzi privati. Una grande distinzione era tra i pozzi con l'acqua potabile e i pozzi per le arti, per i mestieri, che l'acqua era di qualità inferiore. Pene severissime se le arti usavano l'acqua invece potabile, non la si poteva sprecare in nessun modo. Per fare i mestieri c'erano altri pozzi, 1500, nel 1500 erano 1300 circa. Vi do i dati del 1858, 180 pozzi pubblici, 6602 pozzi privati, per dare da bere sano alla città, perché dall'acqua sana nasce la salute. E il magistrato alla sanità, eccolo qua che ve lo nomino di nuovo, controlla la pulizia dei campi e dei pozzi, perché l'acqua sana dà la città sana. Vi dico che, poi ci torneremo, che il magistrato della sanità occupava i provveditori e i sopraprovveditori sopra la sanità, ma vi dicevo, prima vi anticipavo, che non sono medici, assolutamente, sono dei politici che hanno la visione d'insieme del problema sanitario e della società, visione d'insieme che il medico non può avere. C'erano dei vincoli precisi vicino ai pozzi per non inquinarli, magari facendo penetrare gli escrementi o l'urina attraverso i gatoi, i miei ripetenti sanno bene che sono le caditoie attraverso le quali la pioggia filtrava dentro nella cisterna, i maiali non si potevano avvicinare. Questo è un maiale da acqua alta, e quindi ve l'ho messo, è forte, vero? Ecco. Poi, quindi no maiali vicino ai pozzi, no bancarelle che vendono formaggio o verdura perché possono corrompere l'aria, certi formaggi, il gorgonzola, fioi, disenseo, le bombe, la spuzza, quindi può corrompere l'aria o le verdure marce che possono inquinare in qualche modo i pozzi. Niente bancherelle vicino ai pozzi perché il problema è l'acqua e la salute che arriva dall'acqua, no alberi. Guardate che se vedete alberi in un campo veneziano, le robe del tardo 800, del 900, i campi veneziani non aveva alberi, perché nel campo, nel pozzo, la cisterna isolata, le radici dell'albero possono rompere la cisterna e inquinarla. E quindi niente alberi, non ci potevano essere vicino ai pozzi. No immondizie vicino ai pozzi. Per esempio abbiamo un processo nel 1539 che aveva fatto Donna Lalla, è un po' spasemata, ma sentite cosa, questa ha inquinato il pozzo. Bene, interviene immediatamente il magistrato alla sanità, 1 mese di carcere e risanare a sue spese della Laura il pozzo entro 8 giorni. E te credo che lei spasemava. Che roba, ma mi non fa niente. No, ma mi non fa niente. La pulizia dei pozzi nel caso di acque alte e di inquinamento si facevano con le macchine, con questi arnesi dell'arsenale.